zona gialla la decisione del ministro Speranza dopo la cabina di regia con il comitato tecnico scientifico. Passano invece in area arancione le vicine Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Intanto domani in vigore la nuova ordinanza regionale. Zaia, dobbiamo fare squadra, altri 100.000 tamponi in arrivo per i medici di base. Bar e ristoranti, da domani alla prova delle nuove restrizioni. A Treviso l'amarezza dei gestori, era meglio chiudere tutto così, è una lunga agonia. Il reparto di fisiopatologia respiratoria di Padova da 2 settimane in prima linea come reparto Covid di terapia semi-intensiva. L'amarezza del primario, siamo tornati ai livelli di marzo. Si definiscono con le spalle al muro, sono i lavoratori della crocieristica rappresentati dal Comitato Venezia Lavora. Fermi per pandemie e stop navi minacciano anche azioni di ordine pubblico. Avevano ottenuto senza averne diritto il bonus Covid, spesa e il reddito di cittadinanza, 12 denunciati dalla Guardia di Finanza di Rovigo. Un premio di 500 euro in busta paga per ringraziare i dipendenti di essersi adattati con senso civico alle normative anti-Covid. Accade a Meolo, l'iniziativa è di 2 aziende. Commovente cerimonia a Pellestrina ad 1 anno dall'acqua granda. Qui nessuno ha dimenticato Giannino Scarpa, una vita nell'edilizia, vittima del disastro che colpì anche l'isola. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 in primo piano. Dunque il responso della cabina di regia riunita nel pomeriggio per analizzare gli ultimi dati arrivati dalle regioni sul fronte pandemia. Ebbene, è arrivata la decisione del Ministro della Salute Speranza sulle aree di restrizione per il contagio Covid e il Veneto, come detto anche nei titoli, resta zona gialla, mentre passano in fascia arancione Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, che con il Veneto avevano deciso l'ordinanza comune che sarà in vigore in Veneto da domani. In zona arancione anche Marche, passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Assieme al Veneto restano in fascia gialla Lazio, Molise, la provincia autonoma di Trento e la Sardegna. E allora diamo subito uno sguardo insieme all'ultimo bollettino di Azienda Zero per quanto riguarda i nuovi casi positivi nella nostra regione. Anche oggi il Presidente Zaia è tornato proprio a parlare dei casi, raffrontati naturalmente, però va sempre tenuto conto del numero dei tamponi eseguiti in Veneto, che è sempre su numeri molto elevati. Nelle ultime ore abbiamo 779 nuovi positivi in Veneto, complessivamente sono 3.124 i nuovi casi positivi nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, nelle ultime ore in area non critica si registrano 6 pazienti in più, complessivamente 45 i pazienti nelle ultime 24 ore ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto, mentre per quanto riguarda le terapie intensive nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi ricoveri. Questa dunque è la situazione sul fronte contagi. Oggi appunto il Presidente Zaia ha fatto come sempre il quadro della situazione e ha parlato poi, ha fatto alcuni chiarimenti per quanto riguarda la nuova ordinanza e soprattutto ha parlato di una intensificazione sul fronte dei controlli con nuovi Covid point e poi anche novità sul fronte dei tamponi. Il provvedimento non deve essere una sfida per cercare di trovare, che so, faremo l'happy hour a mezzogiorno perché a mezzogiorno si può stare in piedi, piuttosto che posso inventarmi altre soluzioni. È una chiamata di popolo anche a un senso civico e anche di rispetto nei confronti dei pazienti da un lato, ma anche dei tanti nostri operatori che non sono poco in difficoltà negli ospedali. L'ennesimo appello ad un senso di responsabilità, quello che il Presidente Zaia rivolge ai veneti per il prossimo fine settimana, tornando sull'ordinanza in vigore da domani. Una serie di misure che puntano a rallentare la corsa del contagio. Rispetto ai tamponi troviamo meno della metà dei positivi che scoprivamo a marzo, sottolinea il Presidente, che però evidenzia come si siano quasi raggiunti sul fronte ricoveri in area non critica i numeri registrati nella fase più acuta della prima ondata. Nel frattempo si lavora sul fronte dei controlli a partire dai test rapidi in autosomministrazione. Anche stamattina ho visto e ho provato il fai da te ed è veramente una figata. Se funziona veramente risolviamo un sacco di problemi.
Cioè adesso Rigoli lo sta provando in doppio con il molecolare per avere un test, diciamo, per avere un benchmark di controllo. E a proposito di tamponi, in arrivo per i medici di famiglia ulteriori test che vanno ad aggiungersi ai 64.000 già distribuiti dal governo. Ho dato a disposizione che si diano 100.000 tamponi della regione. Su questo fronte sta proseguendo anche il confronto con farmacie e pediatri di libera scelta, mentre per quanto riguarda i veterinari Zaia ha scritto al Ministero per ottenere l'autorizzazione. Pronta poi un'intensificazione in termini di numeri e orari dei Covid Point. Stamattina abbiamo spinto ancora con i direttori per fare delle fasce con aperture dalle 6-7 del mattino per tutta la giornata. Direttori generali ai quali è stato dato mandato di individuare per ogni provincia un Covid hotel come da indicazione del ministro Boccia per curare i positivi con sintomi lievi. Ovviamente in via informale, visto considerato che è un impegno che poi si prenderà il governo, ma almeno di non trovarsi all'ultimo minuto e andare in cerca dell'hotel perché abbiamo i soldi, è meglio trovare l'hotel e dopo farci mandare i soldi. Sul fronte vaccini antinfluenzali in Veneto sono ormai arrivate quasi tutte le dosi acquistate, mentre si sta già oliando la macchina per la distribuzione del vaccino anti-Covid dopo l'annuncio del Ministero che prevede la somministrazione in Italia da fine gennaio. Lo sforzo organizzativo è altissimo perché il piano di vaccinazione va fatto in poco tempo, non è escluso che poi magari la nostra vaccinazione diventi anche un pass. Il Veneto si appresta ad affrontare il primo fine settimana con le nuove misure e a proposito di ordinanza arrivano alcune precisazioni: mascherina sempre indossata al tavolo di bar e ristoranti salvo quando si consuma e ancora parrucchieri e lavanderie aperti nei centri e parchi commerciali. Intanto per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere una mail a sala.operativa@regione.veneto.it o chiamare il numero verde 800 99 0009. Intanto il Consiglio regionale del Veneto questa mattina ha approvato con 40 voti a favore e 10 astenuti la legge che dà copertura legislativa all'entrata in funzione della app Zero Covid Veneto in risposta alle richieste del garante per la privacy sul trattamento dati. L'applicazione informatica regionale, ha spiegato il relatore della legge Sandonà, presidente della prima commissione consigliare, è uno strumento di biosorveglianza sanitaria che dovrà monitorare i soggetti positivi al Covid con sintomi in isolamento fiduciario o in quarantena, semplificando il lavoro dei medici di medicina generale e del SISP. L'app Veneta sarà integrativa e non sostitutiva all'app nazionale Immuni. Per il suo funzionamento la legge stanzia 200.000 euro quest'anno e 30.000 euro per il prossimo anno. E da domani in vigore la nuova ordinanza regionale, nuove disposizioni restrittive, soprattutto per quanto riguarda bar e ristoranti. Non dobbiamo neanche far morire le nostre città. Questa è la risposta del commercio alle nuove restrizioni anticontagio, uno slogan che racconta lo sconforto di una categoria che fa sempre più difficoltà a credere in un futuro. Vuol dire morire noi come imprenditori, come lavoratori, come imprese, perché questo è un periodo, ahimè, troppo lungo perché possa essere superato. Nel frattempo il nuovo giro di vite colpisce soprattutto i bar che da domani potranno servire al banco fino alle 15, arrivando alla chiusura definitiva delle 18 solo con clienti seduti. Un limite particolarmente penalizzante per chi ha locali piccoli e con poco plateatico. E il servizio al banco è un servizio veloce che tanta gente preferisce. Ovviamente cercheremo di capire anche sul da farsi. I clienti dovranno sedersi e se non ci saranno più posti da sedere calerà sicuramente il guadagno. Nella rassegnazione si cerca di vedere il lato positivo sotto il profilo sanitario. Sicuramente è un modo in più per poter deviare il Covid a attenuare questa malattia che ci sta opprimendo. È un fattore, diciamo, consecutivo del fatto che la gente non ha rispettato nessuna regola e adesso tutti ne pagano le conseguenze. Ma i gestori sono più preoccupati per quello che accadrà nei prossimi fine settimana. Se la gente non può passeggiare, naturalmente non c'è gente. Secondo me no, non vale più la pena tenere aperto le domeniche. Se non fanno arrivare la gente, cosa facciamo? L'ordinanza delle passeggiate è un po' anomala, cioè nel senso non si capisce bene se si può passeggiare o non si può passeggiare, perché è come dire non venite in città e quindi è come chiudere tutto per noi. Situazione estrema che a questo punto molti preferirebbero. Diciamo chiudere a metà non ha senso perché alla fine perdi di più. Non è un modo di lavorare, ogni giorno, domani che si fa, cosa ci dicono, cosa dobbiamo fare. A questo punto era meglio chiudere tutti quanti, eravamo tutti allo stesso piano ed era finita.
Misure che hanno un unico obiettivo, quello di diminuire la curva dei contagi e soprattutto di diminuire la pressione sugli ospedali. E allora il reparto di fisiopatologia respiratoria dell'azienda ospedaliera di Padova è tornato da 2 settimane in prima linea come reparto Covid di terapia semi-intensiva. A livelli di occupazione al 100% da subito, come spiega il responsabile Andrea Vianello, che dice con amarezza siamo tornati ai livelli di marzo. Io e i miei collaboratori non è che siamo contenti di lavorare come dei muli per poi uscire e vedere che le persone, non voglio neanche dire bevono lo spritz che non mi interessa, ma non hanno neanche lontanamente l'idea, o quasi lontanamente l'idea di quale sia lo sforzo che si sta facendo adesso negli ospedali, che è, direi, del tutto sovrapponibile ormai a quello che si faceva alcuni mesi fa. Pochi mesi di tregua, ma da 15 giorni sono tornati in prima linea medici, infermieri e operatori del reparto di fisiopatologia respiratoria dell'ospedale di Padova. Il reparto è pieno, 18 i letti sempre occupati con un ricambio quotidiano. 2-3 persone escono, 2-3 entrano al loro posto. Da 2 giorni la situazione sembra essersi stabilizzata, ma il reparto è sul fronte, soprattutto perché per questi malati le speranze ci sono ed è giusto lottare. Trattandosi di pazienti effettivamente più giovani, le possibilità di recupero sono superiori, ma nel momento in cui un paziente accede alla terapia subintensiva o alla terapia intensiva, questo avviene perché quel paziente presenta delle caratteristiche assolutamente sovrapponibili a quelle che presentava 6 mesi fa quando è entrato in quei reparti. Pazienti tra i 55 e i 65 anni che questo reparto di eccellenza cura con strumentazioni d'avanguardia come questa che in primavera non era stata utilizzata. Su casi molto selezionati stiamo attuando una tecnica diciamo così di circolazione extracorporea che è mirata al fatto di rimuovere dalla circolazione, dal sangue dei pazienti, alcune sostanze, alcuni si chiamano mediatori, che sono direttamente coinvolti nel sostenere l'infiammazione, la grave infiammazione che caratterizza i casi più acuti di polmonite da Covid. Ore e ore, con passione, in corsia. Andrea Vianello e le persone che lavorano con lui ce la stanno mettendo tutta. Adesso tocca a noi. E vi proponiamo adesso le foto diffuse dall'ULSS 6 scattate nella terapia intensiva del Covid Hospital di Schiavonia. In questo momento sono 17 i pazienti che vengono seguiti dal personale, 109 le persone ricoverate negli altri reparti dell'ospedale. In terapia intensiva i malati si intravedono dietro le schermature con la maschera o intubati per garantire ossigenazione e permettere loro di respirare. Al loro capezzale li vedete medici, infermieri e operatori al lavoro con tutte le protezioni dovute alla delicatezza del momento e a loro garanzia personale. Immagini che le autorità sanitarie diffondono e continuiamo a riproporre per ricordare quanto importante sia in questo momento il rispetto delle regole da parte di tutti noi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con voto unanime la legge che estende il riconoscimento economico per i sanitari impegnati nel fronteggiare l'emergenza Covid anche ai professori e ricercatori universitari impegnati nell'assistenza e agli specializzanti del 4º e 5º anno. La legge veneta equipara pertanto ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nel diritto a percepire il bonus economico integrativo previsto dal Cura Italia quanti tra i 519 universitari veneti sono stati impegnati nelle cure ospedaliere e quanti tra i 727 specializzandi degli ultimi 2 anni delle scuole di specializzazione medica delle università di Padova e Verona hanno affiancato i medici strutturati in corsia nell'emergenza Covid. L'estensione regionale del bonus integrativo varia da un minimo di 600 euro ad un massimo di 2.000 euro annui a seconda del rischio di esposizione. E poi c'è l'aspetto economico con il report di Unioncamere Venete sui dati delle imprese sul territorio. I dati dell'estate lanciano un segnale di ottimismo, ma la nuova ondata di Covid rischia di frenare nuovamente la produzione.
Un segnale di ripresa che potrebbe essere stato stroncato sul nascere dalla seconda ondata di Covid. I dati sull'andamento delle piccole imprese venete nel terzo trimestre del 2020 hanno dimostrato un forte segnale di risalita, ma le incertezze e le nuove restrizioni rischiano di frenare le speranze degli imprenditori. L'indagine condotta da Veneto Congiuntura per Unioncamere Veneto su un campione di oltre 2000 imprese di 11 settori e di tutte e 7 le province parla di indizi di ottimismo e vitalità, ma i dati raccolti si riferiscono ai mesi di luglio, agosto e settembre, quando i contagi erano ridotti e il Covid faceva un po' meno paura. La situazione Covid è peggiorata e quindi quella ripartenza che c'è stata, che ha visto di nuovo il locomotore di questo paese ripartire, si è ribloccata. Questo ci preoccupa molto. Qualsiasi previsione è impossibile farla, bisognerebbe avere una sfera di cristallo, ma non ce l'abbiamo. D'altro canto, l'ottimismo anche che i nostri imprenditori avevano quando abbiamo messo in cantiere questa indagine è superato, perché ogni giorno c'è una novità, ogni giorno vediamo ci sono difficoltà e questo per l'economia non va assolutamente bene. La produzione industriale nel terzo trimestre del 2020 risulta in calo di 2,4 punti rispetto allo stesso periodo del 2019, un netto miglioramento se si pensa al meno 22,4% rilevato nella seconda frazione dell'anno. I settori più depressi appaiono i trasporti, il tessile, l'abbigliamento e le calzature, in crescita invece legno e gomma. Lo scenario attuale però è completamente diverso e da Unioncamere Venete arriva un monito al governo per questa fine d'anno. Questo governo deve mettere in campo delle strategie per salvare l'economia, per salvare i posti occupazionali, perché altrimenti se non c'è questo non si fanno investimenti e quindi rischieremo di chiudere, di perdere tante aziende. Per il momento sono congelate le chiusure, dovute a cosa? Dovute ai provvedimenti che il governo ha assunto durante la crisi, ma quando finiranno quei provvedimenti ci sarà una moria di imprese che non è calcolabile. Do solo un dato. Attualmente abbiamo il 30% di nuove imprese in meno. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Per parlare dei lavoratori della croceristica che si definiscono con le spalle al muro, lavoratori rappresentati dal Comitato Venezia Lavora che di fronte alla carenza di risposte da parte del mondo istituzionale ipotizzano di adottare azioni di ordine pubblico. Se dovessimo essere messi nelle condizioni di dover dare visibilità al nostro problema perché non siamo ascoltati, siamo pronti a tutto. Questo deve essere chiaro, siamo con le spalle al muro. Siamo arrivati a questa conferenza stampa perché non abbiamo altre alternative che creare un problema di ordine pubblico. Perché vediamo che chi più si fa casino, permettetemi il termine, in Italia, più si è ascoltato. Minaccia azioni di ordine pubblico il presidente del Comitato Venezia Lavora, che conta 500 iscritti impiegati a 360 gradi nell'ambito portuale del suo indotto e del settore croceristico. Tanta è l'esasperazione dei lavoratori che operano nel settore del turismo, che sono stati colpiti dalla crisi economica causata non solo dalla pandemia, ma dall'annoso e insoluto problema del passaggio delle grandi navi a Venezia. Il rischio annunciato è che, anche una volta finita l'emergenza sanitaria, non possano riprendere a lavorare dopo un anno di fermo. Speranze di noi lavoratori c'erano tutte, dopo l'illusione è svanita quando abbiamo visto le navi solcare il porto di Trieste invece di Venezia. Noi non vogliamo più lasciare il porto così in balia a se stesso, vogliamo dalla politica locale fino alla politica nazionale, tutti quanti, incominciare a prendere decisioni. Vogliamo che venga deciso il futuro prima della portualità di Venezia, dei loro lavoratori e del loro indotto. Attendono risposte e aiuto dal mondo delle istituzioni e chiamano a raccolta i lavoratori. Che la politica ci dia una mano. Chiediamo a qualsiasi lavoratore che lavori di darci una mano per poter essere tanti, per poter far sentire finalmente una voce unica. Noi vogliamo vivere a Venezia, lavorare a Venezia e permettere alle nostre famiglie di vivere a Venezia.
I 130 dipendenti di Scatolificio Idealcarte e Ondulati Nord-Est, insegne di Meolo riferibili alla stessa proprietà, hanno ricevuto un premio in buoni per l'acquisto di beni e servizi per un valore di 500 euro per il continuo impegno dimostrato nello svolgimento della propria mansione all'interno dell'azienda. Lo comunicano i titolari Augusto e Fabrizio Tosatto, che intendono ricompensare in questo modo i collaboratori per il senso civico e morale dimostrato in questi mesi, nonostante la continua richiesta di adattamento alle nuove disposizioni imposte per limitare la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Siamo adesso alla cronaca. Scoperti dalla Guardia di Finanza di Rovigo 9 furbetti del reddito di cittadinanza e 3 che avevano ottenuto, senza averne titolo, i buoni spesa Covid. Usufruivano dei cosiddetti buoni spesa Covid senza averne alcun titolo. Sono 3 le persone pizzicate dalla Guardia di Finanza. Si tratta di un cittadino italiano e 2 nomadi, di cui uno di questi ultimi con numerosi precedenti di polizia, che acquistavano tranquillamente generi di prima necessità utilizzando i buoni. Peccato che nessuna delle 3 persone aveva le caratteristiche stabilite per averli e soprattutto utilizzarli. A queste persone è stata comminata una sanzione pecuniaria che varia da 5.164 a 25.822 euro. Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle di Rovigo hanno anche scoperto e denunciato 9 furbetti che avevano indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. I militari hanno passato a setaccio la documentazione relativa a 150 persone. I 9 furbetti scoperti sono residenti in vari comuni rodigini e pur di ottenere l'accesso al beneficio hanno dichiarato falsamente di averne diritto, autocertificando qualità proprie o dei propri familiari non rispondenti al vero e ricevendo nel complesso somme pari a 90.000 euro. Fra questi 9 un imprenditore che, pur avendo percepito un reddito di impresa di circa 43.000 euro, aveva attestato nella domanda presentata all'INPS un reddito pari a 0. Gli altri 8 hanno invece dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da almeno 10 anni. Tutti ora rischiano una condanna da 2 a 6 anni di carcere. Commovente cerimonia nella chiesa di Ognissanti di Pellestrina ad un anno dall'Acqua Granda per ricordare Giannino Scarpa, vittima dell'alluvione, e domenica arriverà anche il vescovo a testimoniare la sua vicinanza. È trascorso un anno, ma per gli abitanti di Pellestrina sembra ancora ieri, un anno dall'Acqua Granda che non è passato invano. Molti sono stati i lavori fatti per mettere l'isola in sicurezza, ma soprattutto nessuno qui ha dimenticato Giannino Scarpa, vittima dell'alta marea, morto folgorato mentre cercava di mettere al sicuro i mobili della sua casa dall'acqua della laguna che entrava nell'abitazione. Siamo qui a Pellestrina dopo un anno della tragica alluvione del 12 novembre 2019, quando l'acqua della laguna con forte vento spazzò via il muretto lato laguna, entrando nelle case e creando seri disagi, seri danni. In questo momento siamo vicino alla famiglia di Giannino Scarpa, che è venuto a mancare quella notte in un tragico incidente. Così la sera del 12 novembre, a un anno esatto da quella tragedia, tutta l'isola di Pellestrina, nonostante la giornata lavorativa, ha voluto ritrovarsi nella chiesa di Ognissanti per pregare e ricordare quelle ore drammatiche. Oggi però l'attenzione è anche sui lavori per la messa in sicurezza. Trovare le risorse per fare le manutenzioni sul lato laguna, quindi il muretto lato laguna che già è stato fatto. Bisogna anche eseguire le giuste manutenzioni anche riguardo il lato mare, dove il mare Adriatico nel 66 ha scavalcato i murazzi entrando in laguna. A preoccupare non è solo la laguna, ma anche il versante lato mare. Anche nel mare Adriatico con la diga soffolta, che sarebbe la diga subacquea che si trova a largo della costa di Pellestrina, i pennelli a mare, cioè i 17 pennelli a mare e più il rifacimento della spiaggia, perché con l'innalzamento del Mose bisogna fare in modo anche di risanare, di fare una manutenzione e un rifacimento anche all'arenile. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.
Ben trovati al meteo. Cala la pressione atmosferica, tuttavia sabato 14 novembre il tempo sarà ancora stabile. Vediamo insieme che giornata sarà. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto grigio, la nostra grafica ci mostra che la nuvolosità più compatta, mista anche a qualche nebbia, la troveremo sulle pianure e nei fondovalle. In montagna durante le ore centrali non si escludono anche temporanee schiarite. Vediamo anche le temperature minime fino a 8 gradi, valori massimi invece tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi ovunque anche qui con cielo coperto. Sui rilievi invece saranno possibili delle parentesi anche più soleggiate. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui la situazione però sarà un po' diversa, il sole sarà più presente, solo con qualche locale addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 2-5 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.